Tempo fa, e lì che passeggiava tranquillo, incontri un amico. Come dice, vieni con me, andiamo a vedere una partita di calcio. Mi, che effettivamente non aveva mai visto una partita di football, che sono andato. All'entrato mi ha detto, pigli i biglietti che poi s'arrangiamo. Ho sportello che a cua, me che sono in fionto meso. Dopo un quarto d'ora de gomienti scianchi e de pugni in tuo stomaco, so riesci a pigiare i biglietti. Ma per venire re, sommi solo quello che passò. Insomma che m'han portato via mi ande senza levarmi le braghe. Se mi intre, o campo o le appinde gente. E un mio amico le appassionò o m'ha subito portato in prima linea. Aveva sé, le passò un di quelli che vendono a pateca e non accattò una fetta. E mi mangiava tranquillamente quando sento un vicino amico dice: oggi è giornata di tifo. Ho subito cacciato via a pateca e poi immaginà come sono arrestò. Allora mio amico mi spiegò che si chiama tifo a passione per la propria squadra. Scusa, ho detto, mi non puoi vandare un nome un po' meno pericoloso? Per esempio, influenza asiatica, tussasenina, che ne tanti nomi proprio tifo. Così mi sa anche a pateca, va bene? Intanto le cominciò a partire e cose si complicavano. E per via del tifo, che a me mi pareva piuttosto culera, hanno attaccato sul campo gasoso, scorse di pateca, cuscin, poi sono messo a sbragiare. Arbitro venduto! Arbitro cornuto! Combinazione a moglie dell'arbitro alle assetà vicino a me. E ho sentito che diva. Ma come fanno a sapere? Se vede che conosciamo loro, le hanno di là tutti. Dopo un po' vedo che il ballon le hanno anfia a centenare. Allora sono state tutti cacciavano i capelli per l'aria. Bene, gol! Io dico, ma cosa succede qui? Io mi fa, sì, assisa anche voi. Allora mi sono messo anche me, ho cacciato il capello per l'aria, che non lo manco ce la trovo. Dica a te che senza capello pattiva, perché mi porta anche a ste. E ali camminavano ping pong a testa sento fa. Tac! Le ha passato un piccione. O a dico che a 40.000 spettatori mi ha visto proprio me. L'unica cosa che mi ha consolato che pensò, meno male che non è vacche. E se noi a ben pigioli che restava coperto. Dopo un po' il ballon, le ha anfia a centenare dall'altra parte. Allora senza farmelo dire a nessuno, mi sono messo a sbraggiare. Bene, gol! Ho pigliato tante di quelle botte. Che frate mio dito, ma cosa devo fare qui dentro? Meno male, e dopo un'altra riga di botta all'arbitro, a partire alle figlie. Siamo sortiti dal campo, me girava a testa, non che vedeva più. Ma insomma, come alle finì a partire, io domando a un che passava lì. Ma dite, è terminata la pari, ne hanno 2 per 1. 2 per 1? Ma allora poi vanno a stare come prima, no? Poi vanno avanzare su gara e disturbare tante gente.